Amici amanti del calcio, quest'oggi vogliamo vedere come reagiscono i tifosi napoletani alle notizie di calciomercato. Ovviamente false. Notizie su tutti i giornali, pare che da giugno Hamsik abbia firmato con il Bayern Monaco. Questo magari può sbloccare un possibile ritorno di Montervino? Ma io penso, Montevideo, scusi, chi è quello della Salernitana? Sì. Ma diciamo sciocchezze, dai. Non lo so, dipende tutto dalla società Manzana, dalla società del Napoli. Possibile scambio Iniesta-Donadel. Ha fatto bene il presidente a rifiutare? Come no? Poi questi sono problemi loro, io non è che ne capisco assai. Cavani has firmed a contract with the Salernitana team. I think Cavani can also do well, you know. Il possibile passaggio di Cavani al Real Madrid potrebbe sbloccare la via del ritorno per Maradona magari a centrocampo? Io credo di sì, penso di sì. E il nostro presidente deve dire non vendiamo e basta, perché vogliamo diventare come il CT e come il Real Madrid. Come il Manchester City, insomma. Potrebbe sbloccare una possibile via per il ritorno di Sosa? Sì. Sosa sì. Di donare €1 per pagare l'ingaggio possibile di Messi? No, i tifosi già sta che hanno fatto per pagare le abbonamenti per il Napoli. Sì, assolutamente sì. Noi dobbiamo un euro che fa, i tifosi già sa che vanno a vedere le trasferte fuori. Guarda, non ce l'ho, altrimenti lo facevo. Che non mangiano, abbandonano la famiglia, abbandonano tutto. Prendere €1 a tifoso per pagare l'ingaggio di Messi da giugno? Vanno a vedere il Napoli che deve vincere fuori, che la squadra c'è, qualcosa non va del Napoli. Lei è favorevole alla legge Bosman? Sì, sono favorevole alla legge Bosman.